La notte del 3 novembre 2 cittadini rumeni residenti a Canicattì dalle iniziali MG ed NE rispettivamente di 37 e 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri della sezione di Grotte, che li hanno fermati in flagranza mentre svaligiavano un appartamento. È accaduto verso la mezzanotte, quando la pattuglia della stazione di Grotte, transitando nel centro abitato, ha notato una finestra aperta di un'abitazione al primo piano. I militari dell'Arma si sono insospettiti subito e hanno deciso così di ispezionare il luogo, scorgendo all'interno una sagoma che sembrava intenta a rovistare. I militari, con l'ausilio della pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia di Canicattì, giunti immediatamente sul posto, hanno fatto irruzione, sorprendendo così i 2 rumeni risultati braccianti agricoli pregiudicati, i quali, dopo aver messo a soqquadro l'abitazione, avevano già imbustato numerosi oggetti domestici ed effetti personali pronti a essere trafugati. È stata quindi grande la sorpresa dei padroni di casa, coniugi pensionati, che avevano trascorso fuori la serata, quando, rincasando, hanno trovato la porta aperta e i militari che avevano appena ammanettato i 2 uomini. I predetti rumeni venivano quindi successivamente condotti in caserma, dopo le formalità di rito, posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida, nel corso del quale ieri pomeriggio gli arrestati venivano convalidati e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità dei 2 soggetti, i quali non ancora sono stati definitivamente accertate.